Signore, apri le mie labbra. E la mia bocca proclamerà il tuo nome. Il Signore è veramente risorto. Alleluia, alleluia. Il Signore è veramente risorto. Alleluia, alleluia. Del Signore la terra e quanto contiene, l'universo e i suoi abitanti, è Lui che l'ha fondato sui mari e sui fiumi l'ha stabilito. Chi salirà il monte del Signore? Chi starà nel suo luogo santo? Chi ha mani innocenti e cuore puro? Chi non pronunzia menzogna? Chi non giura a danno del suo prossimo? Il Signore è veramente risorto. Alleluia, alleluia. Egli otterrà benedizione dal Signore, giustizia da Dio sua salvezza. Ecco la generazione che lo cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe. Il Signore è veramente risorto. Alleluia, alleluia. Sollevate porte i vostri frontali, alzatevi porte antiche, ed entri il Re della gloria. Chi è questo Re della gloria? Il Signore forte e potente, il Signore potente in battaglia. Il Signore è veramente risorto. Alleluia, alleluia. Sollevate porte i vostri frontali, alzatevi porte antiche, ed entri il Re della gloria. Chi è questo Re della gloria? Il Signore degli eserciti e il Re della gloria. Il Signore è veramente risorto. Alleluia, alleluia. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore è veramente risorto. Alleluia, alleluia. Inno delle lodi. Folgora il sole di Pasqua, risuona il cielo di canti, esulta di gioia la terra. Dagli abissi della morte, Cristo accende vittorioso, insieme agli antichi padri, accanto al sepolcro vuoto, invano veglia il custode, il Signore è risorto. O Gesù, Re immortale, unisci alla tua vittoria i rinati nel battesimo. Irradia sulla tua Chiesa, pegno d'amore, vedi pace, la luce della tua Pasqua. Sia gloria e onore
Chiamo, Signore mia forza, alleluia. Ti amo, Signore mia forza, Signore mia roccia, mia fortezza, mio liberatore. Mio Dio, mia rupe in cui trovo riparo, mio scudo e baluardo, mia potente salvezza. Invoco il Signore degno di lode e sarò salvato dai miei nemici. Circondavano flutti di morte, mi travolgevano torrenti impetuosi, già mi avvolgevano i lacci degli inferi, già mi stringevano agguati mortali. Nel mio affanno invocai il Signore, nell'angoscia gridai al mio Dio. Dal suo tempio ascoltò la mia voce, al suo orecchio pervenne il mio grido. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, Com'era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Chiamo, Signore mia forza. Alleluia. il Signore mi ha liberato perché mi vuol bene. Alleluia. La terra tremò e si scosse, vacillarono le fondamenta dei monti, si scossero perché egli era sdegnato. Dalle sue narici saliva fumo, dalla sua bocca un fuoco divorante, da lui sfizzavano carboni ardenti. Abbassò i cieli e discese, fosca caligine sotto i suoi piedi, cavalcava un cherubino e volava, si librava sulle ali del vento. Si avvolgeva di tenebre come di velo, acque oscure e dense nubi lo coprivano, davanti al suo fulgore si dissipavano le nubi, con grandine e carboni ardenti. Il Signore tuonò dal cielo, l'Altissimo fece udire la sua voce, grandine e carboni ardenti. Scagliò saete gli dispersi, fulminò folgori e li sconfisse. Allora apparve il fondo del mare, si scoprirono le fondamenta del mondo. Per la tua minaccia, Signore, per lo spirare del tuo furore. Stese la mano dall'alto ed imprese, sollevò dalle grandi acque. Mi liberò da nemici potenti, da coloro che mi odiavano ed erano di me più forti. Mi assalirono nel giorno di sventura, ma il Signore fu mio sostegno. Mi portò al largo, mi liberò perché mi volle. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, Dei secoli dei secoli. Il Signore mi ha liberato perché mi vuol bene. Alleluia. Signore, tu sei luce alla mia lampada, tu rischiari le tenebre. Alleluia. il Signore mi tratta secondo la mia giustizia, mi ripaga secondo l'innocenza delle mie mani, perché ho custodito le vie del Signore, non ho abbandonato empiamente il mio Dio. I suoi giudizi mi stanno tutti davanti, non ho respinto da me la sua legge, ma integro sono stato con lui e mi sono guardato dalla colpa. Il Signore mi rende secondo la mia giustizia, secondo l'innocenza delle mie mani, davanti ai suoi occhi. Uomo buono, tu sei buono, uomo integro, tu sei integro, uomo puro, tu sei puro, perverso, tu
sei assoluto. Perché tu salvi il popolo degli umili, ma abbassi gli occhi dei superbi. Signore, sei luce alla mia lampada. Il mio Dio rischiara le mie tenebre. Con te mi lancerò contro le schiere. Con mio Dio scavalcherò le mura. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Era nel principio e ora e sempre, dei secoli dei secoli. Signore, tu sei luce alla mia lampada, tu rischiari le mie tenebre. Alleluia. Dio ha fatto risorgere Cristo dai morti. Alleluia. Perché in Dio sia la nostra fede e la speranza. Alleluia. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Io Giovanni vidi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il cielo e la terra di prima erano scomparsi e il mare non c'era più. Vidi anche la città santa, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udì allora una voce potente che usciva dal trono. Ecco la dimora di Dio con gli uomini. Egli dimorerà tra di loro ed essi saranno suo popolo. Ed egli sarà il Dio con loro e tergerà ogni lacrima dai loro occhi. Non ci sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate. E colui che sedeva sul trono disse: Ecco, io faccio nuove tutte le cose. E soggiunse: Scrivi, perché queste parole sono certe e veraci. Ecco, sono compiute, io sono l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine. A colui che ha sete darò gratuitamente acqua dalle fonti della vita. Chi sarà vittorioso erediterà questi beni. Io sarò il suo Dio ed egli sarà mio figlio. Ma per i vili e gli increduli, gli abietti e gli omicidi, gli immorali, i fattucchieri, gli idolatri e per tutti i mentitori è riservato lo stagno ardente di fuoco e di zolfo. E questa la seconda morte. Ecco la dimora di Dio con gli uomini, egli abiterà in mezzo a loro. Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi. Alleluia. Non ci sarà più morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate. Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi. Alleluia. Dalla lettera ad Ogneto. I cristiani non si differenziano dal resto degli uomini né per territorio, né per lingua, né per consuetudini di vita. Infatti non abitano città particolari, né usano di un qualche strano linguaggio, né conducono una speciale genere di vita. La loro dottrina non è stata inventata per riflessione e indagine di uomini amanti della novità, né si appoggiano come taluni sopra un sistema filosofico umano. Abitano in città sia greche che barbare.
come capita, e pur seguendo nel vestito, nel vitto e nel resto della vita le usanze del luogo, si propongono una forma di vita meravigliosa e per ammissione di tutti incredibile. Abitano ciascuno la loro patria, ma come forestieri. Partecipano a tutte le attività di buoni cristiani e accettano tutti gli oneri come ospiti di passaggio. Ogni terra straniera è patria per loro, mentre ogni patria è per essi terra straniera. Come tutti gli altri si sposano e hanno figli, ma non espongono i loro figli. Hanno in comune la mensa, ma non in talamo. Vivono nella carne, ma non secondo la carne. Trascorrono la loro vita sulla terra, ma la loro cittadinanza è quella del cielo. Obbediscono alle leggi stabilite, ma con il loro modo di vivere sono superiori alle leggi. Amano tutti e da tutti sono perseguitati. Sono sconosciuti eppure condannati. Sono mandati a morte, ma con questo ricevono la vita. Sono poveri, ma arricchiscono molti. Mancano di ogni cosa, ma trovano tutto in sovrabbondanza. Sono disprezzati, ma nel disprezzo trovano la loro gloria. Sono colpiti nella fama e intanto si rende testimonianza alla loro giustizia. Sono ingiuriati e benedicono, sono trattati ignominiosamente e ricambiano con l'onore. Pur facendo il bene, sono puniti come malfattori e quando sono puniti si rallegrano, quasi si desse loro vita. I giudei fanno loro guerra, ma come agente straniera, e i pagani li perseguitano, ma quanti li odiano non sanno dire il motivo della loro inimicizia. In una parola, i cristiani sono nel mondo quello che l'anima nel corpo. L'anima si trova in tutte le membra del corpo e anche i cristiani sono sparsi nelle città del mondo. L'anima abita nel corpo, ma non proviene dal corpo. Anche i cristiani abitano in questo mondo, ma non sono del mondo. L'anima invisibile è racchiusa in un corpo visibile. Anche i cristiani si vedono abitare nel mondo, ma il loro vero culto a Dio rimane invisibile. La carne, pur non avendo ricevuto ingiustizia alcuna, si accanisce con odio e muove guerra all'anima, perché questa le impedisce di godere dei piaceri sensuali. Così anche il mondo odia i cristiani, pur non avendo ricevuto ingiuria alcuna, solo perché questi si oppongono al male. Sebbene ne sia odiata, l'anima ama la carne e le sue membra, così anche i cristiani amano coloro che li odiano. L'anima è rinchiusa nel corpo, ma essa a sua volta sorregge il corpo. Anche i cristiani sono trattenuti nel mondo come in una prigione, ma sono essi che sorreggono il mondo. L'anima immortale abita in una tenda mortale, così anche i cristiani sono come dei pellegrini in viaggio tra le cose corruttibili, ma aspettano l'incorruttibilità celeste. L'anima maltrattata nei cibi e nelle bevande diventa migliore. Così anche i cristiani, esposti ai supplizi, crescono di numero ogni giorno. Dio li ha messi in un posto così nobile che non è loro lecito abbandonare.
Io sono la luce del mondo. Chi segue me non cammina nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Alleluia. Io sono la verità mia e la piena verità, la speranza di vita e la forza. Chi segue me non cammina nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Alleluia. In te, Signore, è la fonte della vita. Alleluia. Nel cuore dell'empio parla il peccato. Davanti ai suoi occhi non c'è timor di Dio, poiché egli si illude con se stesso nel ricercare la sua colpa e detestarla. Iniqui e fallaci sono le sue parole, rifiuta di capire il cammino. Vita trama sul suo giaciglio, si ostina su vie non buone, via da sé non respinge il male. Signore, la tua grazia è nel cielo, la tua fedeltà fino alle nubi. La tua giustizia è come i monti più alti, il tuo giudizio come il grande abisso. Uomini e bestie tu salvi, Signore. Quanto è preziosa la tua grazia, o Dio! Si rifugiano gli uomini all'ombra delle tue ali, si saziano dell'abbondanza della tua casa, e gli dissetti al torrente delle tue delizie. È in te la sorgente della vita, alla tua luce vediamo la luce. Concedi la tua grazia a chi ti conosce, la tua giustizia ai retti di cuore. Non mi raggiunga il piede dei superbi, non mi disperda la mano degli empi. Ecco, sono caduti i malfattori, abbattuti non possono rialzarsi. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Te, Signore, è la fonte della vita. Alleluia. hai mandato il tuo Spirito, Signore, e hai creato l'universo. Alleluia. Lodate il mio Dio con i timpani, cantate al Signore con cembali, elevate a Lui l'accordo del salmo e della lode, esaltate e invocate il suo nome. Poiché il Signore è Dio, che stronca le guerre. Alzerò al mio Dio un canto nuovo. Signore, grande sei tu e glorioso, mirabile nella tua potenza e invincibile. Sia sottomessa ogni tua creatura, perché tu dicesti e tutte le cose furono fatte. Manifesti il tuo spirito e furono costruite, e nessuno può resistere alla tua voce. I monti sulle loro basi, insieme con le acque sussulteranno. Davanti a te le rocce si struggeranno come cera, ma a coloro che hanno il tuo timore tu sarai sempre propizio. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Hai mandato il tuo Spirito, Signore, e hai creato l'universo. Alleluia. Dio regna su tutta la terra, con arte cantate a Lui. Alleluia. Applaudite popoli tutti, acclamate Dio con voci di gioia, perché è terribile il Signore l'Altissimo, è grande su tutta la terra.
cantate a Lui. Alleluia. Se siamo morti con Cristo, crediamo che anche vivremo con Lui, sapendo che Cristo, risuscitato dai morti, non muore più. La morte non ha più potere su di Lui. Per quanto riguarda la sua morte, Egli morì al peccato una volta per tutti. Ora invece, per il fatto che Egli vive, vive per Dio. Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi per Dio in Cristo Gesù. Dio dà la vittoria ai Suoi santi. Alleluia, alleluia. Dio dà la vittoria ai Suoi santi. Alleluia, alleluia. Per Gesù Cristo risorto dai morti. Alleluia. Spirito Santo, Dio dà la vittoria ai Suoi santi. Alleluia, alleluia. Io sono la vite vera, alleluia, e voi i tralci, alleluia. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide suo servo, come aveva promesso per bocca dei Suoi santi profeti di un tempo. Salvezza dei nostri
Preghiamo con fiducia il Cristo, morto a causa dei nostri peccati e risorto per la nostra giustificazione. Salva il tuo popolo, Signore, per la tua risurrezione. Cristo che risorgendo dai morti ci hai ridonato la speranza nella vita immortale. Guidaci in questo giorno con la forza del tuo Spirito. Tu che regni glorioso nell'assemblea degli angeli dei santi. Rendici adoratori del Padre in spirito e verità. Mostra la tua misericordia al popolo che proclama la tua risurrezione. Liberaci oggi e sempre dalle insidie del male. Cristo, Re dei secoli, quando verrai nella gloria, Riunisci i tuoi fedeli nella gioia senza fine. Padre nostro, Che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. o Dio che salvi i peccatori e li chiami alla tua amicizia, volgi verso di te i nostri cuori. Tu che ci hai liberato dalle tenebre con il dono della fede, non permettere che ci separiamo da te, luce di verità. Per nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Accettato con gioia dalle mani del Figlio tuo,
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Signore, mandato dal Padre a salvare i contriti di cuore. Kyrie eleison. Cristo che sei venuto a chiamare i peccatori. Cristo eleison. Signore che siedi alla destra del Padre e intercedi per noi. Kyrie eleison. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio che ami l'innocenza e la ridoni a chi l'ha perduta, rivolgi a te il cuore dei tuoi fedeli, perché liberati dalle tenebre non si allontanino mai dalla luce della vera fede. Per nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni alcuni venuti ad Antiochia dalla Giudea insegnavano ai fratelli: se non vi fate circoncidere secondo l'usanza di Mosè, non potete essere salvati. Poiché Paolo e Barnaba dissentivano e discutevano animatamente contro costoro, fu stabilito che Paolo e Barnaba e alcuni altri di loro salissero a Gerusalemme dagli apostoli e dagli anziani per tale questione. Essi dunque, provveduti del necessario dalla Chiesa, attraversarono la Fenicia e la Samaria, raccontando la conversione dei pagani e suscitando grande gioia in tutti i fratelli. Giunti poi a Gerusalemme furono ricevuti dalla Chiesa, dagli apostoli e dagli anziani, e riferirono quali grandi cose Dio aveva compiuto per mezzo loro. Ma si alzarono alcuni della setta dei farisei, che erano diventati credenti, affermando: è necessario circonciderli e ordinare loro di osservare la legge di Mosè. Allora si riunirono gli apostoli e gli anziani per esaminare questo problema. Parola di Dio. Andremo con gioia alla casa del Signore. Quale gioia quando mi dissero: andremo alla casa del Signore. Già sono fermi i nostri piedi alle tue porte, Gerusalemme. Andremo con gioia alla casa del Signore. Gerusalemme costruita come città unita e compatta, è là che salgono le tribù del Signore. Andremo con gioia alla casa del Signore. Là sono posti i troni del giudizio, i troni della casa di Davide. Chiedete pace per Gerusalemme, vivano sicuri quelli che ti amano. Andremo con gioia alla casa del Signore.
rimanete in me ed io in voi, dice il Signore. Chi rimane in me porta molto frutto. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: Io sono la vite vera e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo taglia, e ogni tralcio che porta frutto lo pota, perché porti più frutto. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciato. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca. Poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. Parola del Signore. Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla. Ma è vero che senza di lui non possiamo fare nulla? Sì, è una verità, però è una verità che si sostiene a due livelli. Il primo livello è lui che mi ha chiamato all'esistenza, come dice nel Vangelo di Giovanni. Tutto è stato fatto per mezzo di lui. E senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. E quindi quindi la mia esistenza, egli è la fonte della mia esistenza. Il secondo livello è l'esistenza che conferisce a me la capacità di fare qualcosa, sia di buono o di male. Perché la parola fare in questa frase mette in rilievo la precedenza dell'esistenza, perché si deve esistere per fare qualcosa. Solo che in questo contesto il fare è strettamente legato al portare frutto, buoni, produttività, non nel senso industriale, ma i frutti di giustizia, dell'amore, della pace, della pazienza, della misericordia. Però i frutti di giustizia, come noi sappiamo, sono portati in noi dallo Spirito. E quindi senza questa linfa vitale che scorre nei tracci della vite, non possiamo assolutamente fare nulla. Però l'allegoria della vite che noi abbiamo ascoltato dal Vangelo sottolinea l'unione di Cristo con i suoi discepoli, con noi, e la loro, oppure la nostra dipendenza da Lui per la vita, anche per la crescita. E quindi il passo di oggi suppone che
il vignaiolo è Dio Padre stesso, che la vite è Gesù stesso. Conviene almeno di ribadire questo, che più volte l'Antico Testamento raffigura Israele come una vigna piantata e curata da Dio. E quindi quando Gesù si riveste di questo stesso immaginario, è un insegno lì, cioè lui mette in rilievo che Israele trova la sua vita e il suo vigore non più nell'antica alleanza, ma adesso nella nuova alleanza, che è ratificata dal suo sangue. Gesù si riveste di questo immaginario della vite con lo scopo di insegnarci che, mentre produttività significa vita in Gesù, significa anche comunione per gli altri. E quindi essere discepoli e portare frutto vanno di pari passo. Non sono inseparabili. Unione significa comunione. Ma come noi sappiamo, noi sentiamo spesso, qualcuno può dirci che sì, sono un praticante, però non sono un praticante, però quando mi alzo io prego, prima di andare a letto prego, sì, è una cosa buona. Però comunione con gli altri, come dice San Paolo, non dobbiamo negare la comunità di fede, cioè la Chiesa. E quindi se unione significa anche comunione con gli altri non dobbiamo andare lontano, dobbiamo iniziare dalla casa, cioè la Chiesa. È la Chiesa perché quando io dico così, quella fede che ho, devo sapere che è un frutto, è un prodotto della comunità della fede, è tramandata dalla comunità della fede e viene rafforzata dalla stessa comunità. E quindi non possiamo negare la comunità di fede che è la Chiesa. E quindi se il Vangelo ci insegna di essere in unione con Cristo, che vuol dire di essere in comunione con gli altri. Siamo chiamati ad una comunione non solo con gli altri, oltre la Chiesa, ma iniziamo dalla casa, che è la Chiesa stessa. Siamo chiamati ad unione con Cristo, che significa anche comunione con gli altri, perché la vita di un credente è una vita di crescita, che ha il suo suolo fertile nella comunione, soprattutto nella Chiesa. Dio nostro Padre è glorificato quando noi portiamo molto frutto. Preghiamolo con fiducia dicendo: ascoltaci, o Signore. Per la Chiesa, perché innestata in Gesù Cristo, fondi la sua efficacia pastorale non su mezzi umani, ma sulla preghiera e sulla fiducia in te. Preghiamo. Per le comunità cristiane che vivono al loro interno conflitti e tensioni, perché sappiano attingere dalla comunità apostolica lo stile per compiere scelte di unità. Preghiamo. Per i popoli che soffrono la fame, perché trovino solidarietà da parte dei paesi ricchi della terra. Preghiamo. Per chi soffre nel corpo e nello spirito,
perché riceva consolazione dalla tua presenza e dalla vicinanza dei fratelli. Preghiamo. Per noi che siamo impegnati nell'edificazione del Regno di Dio, perché rimaniamo profondamente uniti in Gesù Cristo, dal quale dipende ogni fecondità. Preghiamo. O Padre che sei il vignaiolo e che ci rendi sempre più annestati alla vera vita del tuo Figlio Gesù, fa che noi ci sottraiamo alle necessarie purificazioni per una maggiore fecondità di bene. Te lo chiediamo per Gesù Cristo nostro Signore. Canto a pagina 50. Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. O Dio, che in questi santi misteri compi l'opera della nostra redenzione, fa che questa celebrazione pasquale sia per noi fonte di perenne letizia, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo, nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. Offrendo il suo corpo sulla croce, diede compimento ai sacrifici antichi, e donandosi per la nostra redenzione, divenne altare, agnello e sacerdote. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria.
Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi, per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. Nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo, e continui a radunare intorno a te un popolo che, adorante all'Occidente, offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane. Ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione ridentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, dell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Francesco e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione, d'ogni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Domenico, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli, ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen.
il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli, preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre allo stesso modo dopo aver cenato e preso il calice. Cambiatevi il dono della pace. Di benedizione lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione ridentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Francesco e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione, d'ogni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Domenico, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli, ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il suo Spirito. Cambiatevi il dono della pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di ascoltare la tua parola e che io sono.
Preghiamo. Esaudisci, o Signore, le nostre preghiere perché la partecipazione al mistero della redenzione sia per noi aiuto nella vita presente e ci ottenga la gioia eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. Canto pagina 48, quarta strofa. Il forte di Monte Lonza, sul massiccio del Bernardia, è stato costruito negli anni dal 1908 al 1913. Era uno dei forti che facevano parte del sistema difensivo del Medio Tagliamento, concepito per difendersi da possibili invasioni provenienti dalle valli del Torre, ma anche per proteggere i ponti sul tagliamento. L'armamento principale era costituito da 4 cannoni calibro 149 mm montati su piattaforme girevoli e protetti da cupole corazzate. Per sostenere l'azione di fuoco del forte fu realizzato a circa 500 metri in linea d'aria sul monte Pocivalo un appostamento costituito da 4 cannoni da 75 mm. Oggi rimane visibile solo la struttura in cemento utilizzata come deposito di munizioni.
Allo scoppio del primo conflitto mondiale, il forte risultava troppo arretrato rispetto alla linea del fronte. Per ordine del Comando Supremo, quindi, i 4 cannoni girevoli vennero smontati e utilizzati per rinforzare il fronte isontino. Il forte, quindi, non poté essere di nessun aiuto per frenare lo sfondamento delle linee dell'Alto Isonzo. Dopo la battaglia di Caporetto, il 29 ottobre 1917, gli austro-ungarici arrivarono sul Bernadia e occuparono il forte. L'Opera era una delle più moderne fortificazioni costruite dal Regio Esercito nei primi anni del Novecento. Oltre al piano alto, riservata ai cannoni, nel piano basso erano predisposte le postazioni per la fucileria a protezione del fossato e i locali di deposito degli esplosivi. Il piano intermedio ospitava gli alloggi della truppa, i bagni e i montacarichi per le munizioni. Il vasto piazzale, costituito da una pavimentazione in cemento grezzo, unisce il forte al colle del monumento Faro Iulia. Esso venne progettato dall'architetto Gianni Avon e costruito dalla sezione alpini in congedo di Tarcento a ricordo dei soldati della divisione Iulia. È alto 20 metri e venne inaugurato il 24 settembre 1958. Nelle aree retrostanti il Faro Iulia erano stati edificati depositi e caserme i cui resti sono ancora in parte visibili. A poca distanza, in concomitanza alla costruzione del forte, è stata edificata la chiesetta della Madonna della Pace, che oggi offre un'occasione di riflessione sulla follia della guerra e sulla bellezza della natura e della vita quando inseriti in un contesto di giustizia e di pace. Sia lodato Gesù Cristo. Ciao amici e amiche, eccoci qui al Vangelo di oggi con Fra Stefano, il Vangelo del giorno mercoledì 10 maggio, San Giovanni d'Avila, sacerdote. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo. O Dio che ami l'innocenza e la ridoni a chi l'ha perduta, volgi a te i cuori dei tuoi fedeli,
perché liberati dalle tenebre non si allontanino mai dalla luce della verità. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: Io sono la vite vera e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo taglia e ogni tralcio che porta frutto lo pota perché porti più frutto. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciato. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca. Poi lo raccolgono e lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate frutto e diventiate miei discepoli. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. La mattina mi alzo, faccio la colazione, faccio i miei lavoretti, poi è ora di pranzo, poi si ricomincia con il lavoro, un po' di problemi da risolvere, un po' di preoccupazioni, un po' di persone da incontrare, poi si cena, magari si esce per qualche impegno, oppure si sta a casa a guardare un film e finalmente arriva l'ora di andare a dormire. E un'altra giornata è passata. E così passa un giorno dopo l'altro, e una settimana dopo l'altra, e così passano anche i mesi e gli anni. E qual è il risultato di tutto questo vivere? Cosa resta dopo tutto questo correre dietro agli impegni quotidiani? Restano i beni materiali che abbiamo accumulato, oppure qualche debito. Certo restano le buone o cattive relazioni che abbiamo intessuto con gli altri. E poi resta anche la persona che siamo diventati. Infatti il modo in cui viviamo ci cambia, a volte in bene, altre volte in male. Quando Gesù ci insegna che senza di Lui non possiamo fare nulla, ci potrebbe sembrare un po' esagerato. Infatti possiamo fare 1000 cose senza di Lui. Ma quello che Gesù vuol dire è che senza di Lui non riusciremo a produrre frutti per la vita eterna. Senza di Lui bruciamo i giorni, i mesi e gli anni della nostra vita e finiamo per trovarci a mani vuote. Certo, non possiamo vivere solo proiettati per il futuro, è anche bello gustarsi il presente, ma io sono convinto che essere discepoli di Gesù è qualche cosa che rende gustoso il presente e rende fruttuoso il futuro. Rimaniamo dunque uniti a Cristo come il tralcio è unito alla vite, perché questa è l'unica possibilità che abbiamo per vivere in pienezza la nostra vita. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. La benedizione per te e per le persone che porti nel cuore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. E manteniamoci sempre uniti non solo nell'ascolto del Vangelo, ma anche nella preghiera, sostenendoci a vicenda. Il Signore ti custodisca nella pace. Ciao ciao e abbi cura di te. Buongiorno.
Gesù è giunto alla fine del suo ministero, della sua attività pubblica in Palestina. Ha compiuto anche il suo ingresso trionfale in Gerusalemme ed è giunto all'amore completo, alla constatazione del suo fallimento di amore. Non che fosse sbagliato l'amore di Gesù, ma era la negazione di accettare un nuovo progetto religioso. E quindi di qui tutta l'avversione del popolo di Israele. Stavano bene con la legge di Mosè, anche perché soddisfaceva alcune passioni del popolo. La vendetta, ti ha fatto del male e tu ti vendichi, ti ha rubato e tu rubi a lui. Ecco, una certa quiescenza per il male ricevuto e la possibilità di vendicarsi. E questo non è il progetto di Gesù. E loro non l'accettano. E rimane però sempre fisso il concetto che Dio ha tanto amato il mondo da mandare il suo Figlio non per condannare il mondo, ma per salvarlo. Questa è una espressione del Vangelo che è fondamentale per comprendere tante risvolte della vita dell'uomo. Dio ha tanto amato il mondo da mandare il suo Figlio. Ecco allora, salvare l'uomo, salvare anche contro la sua volontà di essere salvato, tentare fino alla fine di convincere l'uomo a cambiare vita. Purtroppo l'uomo sta piuttosto dalla parte delle passioni, anziché dalla parte della legge del Vangelo. Ed ecco perché si spiegano tante guerre. Ecco perché si spiegano tante ingiustizie. Ma possibile mai che oggi come oggi, possibile mai che tanti capi di Stato pensano a risolvere i problemi con la bomba atomica e non con l'amore vicentevole? Quando sarebbe bello se tutti gli Stati osservassero, diciamo, per un giorno il Vangelo, l'amore fraterno. Non sarebbe un paradiso terrestre? Anche noi, vedete, su questa scia di questi primi cristiani che lasciano per forza le loro case e fuggono ad Antiochia, ma si prestano a portare l'annuncio del Vangelo, anche noi, come laici impegnati, dobbiamo portare il messaggio dell'amore. Tra chi? Tra il vicino di casa, tra le persone più lontane da noi, tra le persone che non conoscono, mai sentito parlare di Gesù Cristo, mai sentito parlare del suo messaggio di amore. Noi che abbiamo avuto la gioia e la grazia di aver ascoltato la parola di Gesù, del Vangelo, delle Beatitudini, siamo chiamati ad essere missionari. Ritornando all'azione di Padre Pio che cosa ha fatto? Ha vissuto la sua vita a disposizione dei fratelli. Addirittura pensò di partire missionario, ma non come semplice idea. Addirittura si rivolse a Monsignor Poli, vescovo dell'Indostan, dicendo: Eccellenza, perché non mi accetta come missionario nella sua missione nell'Indostan? E il vescovo dice: volentieri, però chiedilo obbedienza. E Padre Pio chiede l'obbedienza al provinciale e il provinciale al padre generale per far partire Padre Pio come missionario nelle Indie. E il generale risponde negativamente e
Padre Pio dice, scrivendo a Monsignor Poli, dice, i superiori non mi hanno trovato degno. Bello quest'atto di umiltà di Padre Pio, non mi hanno trovato degno. E aggiunge però, Eccellenza, scriva lei una lettera al Padre Generale, chissà, mi concede di venire a lavorare come missionario nella sua diocesi. E il generale rispose negativamente. Allora vedete, anche nella spiritualità di Padre Pio c'è questa grande tensione di non essere gelosi della propria fede, ma sentire questo impegno forte. Andate in tutto il mondo e predicate l'amore, predicate la giustizia, la fratellanza tra tutti i popoli. Sia lodato Gesù. Adesso vi impartisco la benedizione, la più larga, da parte di Dio, non soltanto a voi presenti, ma a tutti coloro che vi stanno a cuore, alle vostre famiglie, ai vostri focolari, alle persone a voi care, ma in modo speciale ai poveri sofferenti. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e buonanotte a tutti. Nato ad Almodóvar del Campo nel 1499, dopo aver iniziato gli studi di diritto canonico presso l'Università di Salamanca, per un certo periodo visse da frate. Poi all'Università di Alcalá studiò filosofia e teologia e nel 1525 fu ordinato sacerdote. Voleva recarsi missionario in Messico in compagnia del vescovo di Tlaxcala, Hernando de Contreras, il quale però, colpito dalle straordinarie virtù di Giovanni, lo segnalò all'arcivescovo di Siviglia, che riuscì a trattenerlo nella sua diocesi. Il santo faceva catechismo ai bambini e insegnava la pratica dell'orazione mentale agli adulti, alternando lezioni di Sacra Scrittura alle molte ore trascorse in confessionale. Inoltre le sue prediche ben presto attirarono folle di fedeli nelle chiese e nelle piazze, e questo suo successo suscitò probabilmente l'invidia di qualche prete che lo denunciò all'Inquisizione a causa di alcune sue frasi interpretate con malizia in senso contrario al dogma e alla morale della Chiesa. Arrestato nell'autunno del 1532, approfittò della detenzione per tradurre in volgare l'imitazione di Cristo. Pienamente assolto dal tribunale il 16 giugno 1533, tornò a predicare, trasferendosi poi definitivamente a Cordova. Verso la fine del 1536 si recò a Granada, dove conseguì il titolo di maestro in Sacra Teologia, e proprio una sua predica provocò la clamorosa conversione del portoghese Juan Cidade, diventato poi San Giovanni Dio, il fondatore dei Fate Bene Fratelli. Nei suoi viaggi apostolici attraverso l'Andalusia, Giovanni fondò collegi per il clero a Granada, a Cordova, Évora e Baeza, coagulando attorno a sé un folto gruppo di preti secolari legati da un semplice vincolo di direzione spirituale, ed entrò in amicizia con Ignazio di Loyola e Francesco Borgia, che lo avrebbero voluto nella Compagnia di Gesù. Maestro Avila morì a Montilla, presso Cordova, il 10 maggio 1569. Beatificato da Leone XIII nel 1894, fu canonizzato da Paolo VI il 31 maggio 1970.
Nato ad Almodóvar del Campo nel 1499, dopo aver iniziato gli studi di diritto canonico presso l'Università di Salamanca, per un certo periodo visse da frate. Poi all'Università di Alcalá studiò filosofia e teologia e nel 1525 fu ordinato sacerdote. Voleva recarsi missionario in Messico in compagnia del vescovo di Tlaxcala, Hernando de Contreras, il quale però, colpito dalle straordinarie virtù di Giovanni, lo segnalò all'arcivescovo di Siviglia, che riuscì a trattenerlo nella sua diocesi. Il santo faceva catechismo ai bambini e insegnava la pratica dell'orazione mentale agli adulti, alternando lezioni di Sacra Scrittura alle molte ore trascorse in confessionale. Inoltre le sue prediche ben presto attirarono folle di fedeli nelle chiese e nelle piazze, e questo suo successo suscitò probabilmente l'invidia di qualche prete che lo denunciò all'Inquisizione a causa di alcune sue frasi interpretate con malizia in senso contrario al dogma e alla morale della Chiesa. Arrestato nell'autunno del 1532, approfittò della detenzione per tradurre in volgare l'Imitazione di Cristo. Pienamente assolto dal tribunale il 16 giugno 1533, tornò a predicare, trasferendosi poi definitivamente a Cordova. Verso la fine del 1536 si recò a Granada, dove conseguì il titolo di maestro in Sacra Teologia, e proprio una sua predica provocò la clamorosa conversione del portoghese Juan Cidade, diventato poi San Giovanni Dio, il fondatore dei Fate Bene Fratelli. Nei suoi viaggi apostolici attraverso l'Andalusia, Giovanni fondò collegi per il clero a Granada, a Cordova, Évora e Baeza, coagulando attorno a sé un folto gruppo di preti secolari legati da un semplice vincolo di direzione spirituale, ed entrò in amicizia con Ignazio di Loyola e Francesco Borgia, che lo avrebbero voluto nella Compagnia di Gesù. Maestro Avila morì a Montilla, presso Cordova, il 10 maggio 1569. Beatificato da Leone XIII nel 1894, fu canonizzato da Paolo VI il 31 maggio 1970. Pace e bene a tutti, fratelli e sorelle, santa giornata, Dio vi benedica tutti, sono le 5 del mattino, oggi è 10 maggio 2023, preghiamo tutti insieme le preghiere del mattino. Oggi la Chiesa celebra la memoria di San Giovanni d'Avila, sacerdote e dottore della Chiesa. Regina Celi letare, alleluia, quiaque meruisti portare, alleluia, resurrexit sicut dixit, alleluia, ora pro nobis Deum, alleluia. Regina Celi letare, alleluia. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiera a Madre Teresa di Calcutta. Madre Teresa degli ultimi, il tuo passo veloce è andato sempre verso i più deboli e più abbandonati, per contestare in silenzio coloro che sono ricchi di potere e di egoismo.
L'acqua dell'ultima cena è passata nelle tue mani instancabili, indicando a tutti coraggiosamente la strada della vera grandezza. Madre Teresa di Gesù, tu hai sentito il grido di Gesù nel grido degli affamati del mondo e hai curato il corpo di Cristo nel corpo piagato dei lebbrosi. Madre Teresa, prega affinché diventiamo umili e puri di cuore come Maria per accogliere nel nostro cuore l'amore che rende felici. Amen. Ti adoro, o mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata per intercessione di Santa Madre Teresa di Calcutta. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà e per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle ammalati e ricoverati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Santa Teresa di Calcutta, intercedi per noi. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen.